Noi abbiamo avuto il demerito, o meglio la sfortuna, ma anche il grande merito di aver provato il coronavirus in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Siamo stati i primi. Noi non siamo gli untori d'Europa. Di fronte alla titubanza, se non riluttanza di tanti paesi, il governatore Zaia torna sul fronte caldo dell'apertura delle frontiere, cruciale per il primo comparto veneto, quello turistico. L'appello soprattutto ai vicini austriaci è forte e chiaro, la polemica con i palazzi di Vienna tutt'altro che velata. Massima responsabilità, però le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale, è inammissibile, è incomprensibile che i fratelli austriaci che fanno parte della nostra famiglia, ormai c'è un unicum, no, con queste comunità. L'Austria è una di quelle, come la Germania. Pensare che abbiano dei governanti che invece remano contro vuol dire che non hanno neanche capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rousseau, non hanno neanche capito cosa voglia dire rappresentare i propri cittadini. Insomma, il concetto per Zaia è uno solo, ovvero che il Veneto ora è sicuro. Lo dice la curva del contagio, lo conferma il modello matematico regionale elaborato in house. Quando si dice no, in house, qua c'è proprio veramente in house, qua non c'è proprio nulla venuto da fuori, e direi che funziona, perché se ci pensate, il modello che avevamo a febbraio, vi ricordate che vi dicevo avremmo gli ultimi pazienti residuali alla volta dei primi di luglio, ma accadrà proprio questo, che avremo 1, 2, 3 pazienti verso fine giugno, ma diciamo la grande scrematura sta avvenendo ed è anche avvenuta in buona parte. Anche per questo Zaia conferma per metà giugno l'intenzione di riaprire discoteche, sale da gioco, teatri e cinema. Per tutto il resto, come le fiere e i grandi eventi, l'orizzonte potrebbe essere la fine del mese. Io direi che se riusciamo, se i dati epidemiologici vanno nella direzione giusta, di chiudere la partita delle autorizzazioni per fine giugno. E c'è un fronte politico interno dopo le parole di Pierluigi Bersani, secondo cui se il centrodestra fosse stato al governo i cimiteri non sarebbero bastati. Ovviamente il riferimento è alle vittime del Covid. Spero che sia solo un'infelice uscita. Dopo, sapete, in Veneto c'è un detto, prima di parlare tasi, e penso che sia sempre buon adagio. E nel pomeriggio si è aperto anche un fronte istituzionale dopo che il governo ha impugnato la norma istitutiva del corso di laurea in medicina a Treviso. Noi andiamo comunque avanti e difenderemo la nostra legge, ha detto il governatore Zaia, rivendicando la legittimità dell'iter. Intanto un'altra polemica tra Roma e Venezia è servita.